Va ora in onda Potere al Popolo. Potere al popolo, Sammy Varin, 6 minuti dopo le 11, ancora il buon mattino, succedono cose. Le agenzie si sono aggiornate pochi minuti fa con la von der Leyen. Bruxelles lancia il piano di riarmo dell'Europa. 800 miliardi per la difesa europea. Dice tempi pericolosi. La sicurezza è minacciata. Subito sotto la notizia della notte, quella che Trump ha bloccato gli aiuti militari all'Ucraina e attacca Zelensky dicendo non vuole la pace. Intanto però a Milano prostitute e droga ai clienti della gintoneria di Milano. Stefania Nobile, figlia di Vanna Marchi, arrestata con l'ex Lacerenza. L'operazione della Guardia di Finanza, la figlia di Vanna Marchi e il titolare della gintoneria, un locale nella zona della stazione centrale, avrebbero procurato ragazze e droga a una serie di clienti. Infine, ultim'ora, inchiesta Sogei, indagato l'AD Cristiano Cannarsa per tentato peculato. La maxi indagine sulla società controllata dal MEF negli scorsi mesi ha portato all'arresto per corruzione dell'ex DG Paolino Iorio, in corso perquisizioni.
Sergio Bassi, il cantautore della bassa, un genere folk rock che ha scaldato per decenni i cuori di chi ama e rispetta la propria terra. Pensate che il 15 marzo saranno 5 anni che Sergio Bassi se n'è andato. Lo vogliamo ricordare in queste settimane e con un pezzo ogni 7 giorni. Questa era la ballata di Rasoterra. Ancora il buongiorno, Sammy Varin, Potere al Popolo è la seconda parte della nostra controinformazione che spazia in vari generi. Tra pochissimo parleremo di territorio con la Valle d'Aosta. Adesso parliamo di fede, signori. Fede, già, abbiamo con noi l'autrice Eleonora Bonfanti. Buongiorno Eleonora! Ciao Sammy, grazie. Scusa a tutti gli ascoltatori. Piacere di trovarti. Eleonora Bonfanti, presidente e fondatrice della sezione giovani di Nova Civilitas, che conosciamo e seguiamo, hai da poco pubblicato il tuo primo libro che si chiama Sete d'amore. È interessante questo libro perché tu sei giovane, giovanissima, 20 anni, 21, 22, quanti ne hai? 20. 20 anni, non farmi troppo vecchia, Sammy Varin. 20 anni, noi ci siamo visti qualche annetto fa che eri molto più piccina, ma avevi già le idee abbastanza chiare. Sarà un qualche imprinting di famiglia, chissà, il cognome Bonfanti ci ricorda, sicuramente qualcuno che salutiamo amorevolmente. Tu in questo libro infili dentro una serie di consigli diretti ai giovani come te, ma non solo, per affrontare alcune grandi questioni esistenziali, ma anche aspetti concreti della vita quotidiana. Si parla di fede, certamente, e di un rapporto, il rapporto con Dio, che è con noi tutti i giorni. E nei momenti più strani, lui è con noi. Signori, io visto che siamo in diretta alle 11:14, ve lo dico, se qualcuno ha da farle qualche domanda all'Eleonora Bonfanti, scrivetemi un WhatsApp al volo che gliela faccio. 340 6709 659. Ti mettiamo alla prova, Eleonora. Ma scherzi a parte, è davvero un vademecum questo libro? Fammi qualche esempio di consiglio che hai dato a chi è giovane come te, ma anche ai più grandicelli, nel rapporto quotidiano con Dio, che come leggo si trova in qualunque momento con noi, anche nei momenti che non ci pensiamo, lui c'è. Eleonora. Sì, molte volte, soprattutto dai non credenti, Dio viene visto come una figura astratta che sta lì nell'alto dei cieli e non ci tocca, non ci riguarda. E invece proprio anche con la mia esperienza, comunque di una ragazza appunto di 20 anni, che insomma ho visto che lui, come dire, entra proprio nella nostra vita, si cala in ogni cosa che facciamo, anche per esempio nelle relazioni umane, noi possiamo viverle con lui, vivere la sofferenza con lui, vivere l'insicurezza con lui, vivere l'ansia con lui, quindi tutto quanto quello che sentiamo, che viviamo, lo possiamo, ecco, vivere insieme al nostro papà, perché alla fine è il nostro papà, e creare appunto questo rapporto filiale, raccontargli le cose, chiedere il suo aiuto, e lui rende tutto più bello. Quindi sì, degli esempi, magari appunto questi, ecco, ho fatto dei capitoli appunto sull'insicurezza, sulla, non so, appunto sulla gestione anche delle emozioni, perché molte volte i giovani si lasciano molto trasportare dai sentimenti, dalle emozioni, magari usando meno la razionalità, ma non solo i giovani, penso anche gli adulti. Ma E quindi è importante. qua mi porti, perdonami, anche sulla brutta cronaca, perché molte volte i giovani appunto si lasciano trasportare dalle emozioni e dal fatto che magari vivono un po' troppo su internet e non sono più capaci di affrontare la realtà e quindi diventano
troppo violenti e esasperano questi sentimenti. E tu che 20 anni hai e la vedi questa brutta cronaca davanti a noi. Un tempo, quando avevo la mia nonna viva, mi diceva che c'era qua, da una parte c'era l'angioletto e dall'altra parte c'era il diavolo che ti parlavano e tu dovevi imparare ad ascoltare l'angelo che ti dava dei buoni consigli. Dove stanno sbagliando i giovani quest'oggi? Tu ne incontri moltissimi perché comunque giri per Milano, per studio, ma giri anche l'Italia. In questi giorni stai presentando questo libro Sete d'amore. Dove stanno sbagliando i giovani? Questa lontananza da Dio, da dove arriva? Forse che neanche negli oratori si parla più di Gesù, di Dio, sia quasi un timore, non so se è un timore reverenziale o semplicemente si ha paura a citare Dio e gli oratori sono sempre più frequentati di gente alla quale forse non frega assolutamente niente di Dio o che adesso voglio sparare in alto, magari non sono neppure cristiani? Eleonora. Guarda, io sono appena tornata proprio ieri da Roma, in realtà da Vitorchiano. C'è stato un incontro delle Voci del Verbo, che insomma è un gruppo che si appoggia all'Istituto del Verbo Incarnato, e appunto ho fatto una presentazione lì, eravamo 165 giovani e, e ho visto proprio la differenza con altre realtà di oggi, perché, come dire, lì tutti hanno vissuto la fede in modo molto profondo, anche comunque i sacerdoti aiutavano nelle riflessioni e il centro era Dio, anche se attirano magari con quella gioia, quella dimensione della gioia cristiana, col divertimento, i canti, però poi il centro rimane sempre Dio, mentre ho visto che in molti oratori, molte chiese, oggi non si fa più questa cosa, magari si cerca di attirare i giovani con un karaoke, la partita di calcio, la partita di pallavolo, però poi non si arriva a parlare di Dio, cioè il centro non è più Lui e diventa la relazione umana. Invece è importantissimo, soprattutto che le figure che dovrebbero farlo portino comunque la fede ai giovani, ecco, quindi Sì, sia un po' troppo pudore, sicuramente sia un po' troppo pudore di parlare della nostra fede, mentre dall'altra parte poi ci sono quelli che fanno gli auguri per il Ramadan e propongono addirittura di fare una festa per la conclusione del Ramadan, dimenticandosi del nostro Natale. Stiamo girando la frittata completamente. è vero, ma anche perché si pensa che i giovani cioè che ai giovani non interessi la fede, e invece è proprio quel trascendente che attira, perché c'è l'avvocato Gianfranco Amato che ha fatto anche la prefazione del mio libro insieme al dottor Paolo Golisano, e dice sempre: se la Chiesa diventa una fotocopia del mondo, perché i giovani dovrebbero scegliere di andare in chiesa? Cioè, allora tanto vale andare in discoteca, andare insomma a fare quello che fanno tutti gli altri giovani. Invece la Chiesa deve proprio offrire questa dimensione soprannaturale, questa cosa in più, Eh, questa eh. trascendenza, perché ho visto proprio che i giovani hanno bisogno di questa trascendenza, cioè c'è questa proprio sete d'amore, di infinito. Guarda che interessante, stanno arrivando anche WhatsApp al 340-6709-659 se volete fare una domanda a Eleonora Bonfanti, autrice del libro Sete d'amore. Tra poco vi diciamo come averlo a casa vostra anche domani. Scrivete al volo 340-6709-659. Ci hai parlato della Chiesa e c'è un trade union importantissimo in Chiesa tra noi e Dio, che è il sacerdote. Non è che magari si sbaglia il linguaggio a volte, i sacerdoti sono un po' troppo lontani, parlano di un mondo a sé stante e quindi questo collegamento che ci deve essere tra noi e il Signore viene a mancare proprio perché questi, adesso la metto giù male, non sono capaci di collegarci. Oggi ci sono tante piattaforme che utilizziamo anche qui a Radio Libertà per parlare a tutti. Non è che forse
adesso dico un'altra cosa esagerata, sono rimasti un po' indietro, ecco, e per cui forse si dovrebbero aggiornare, dovrebbero sfruttare anche altri collegamenti o altri linguaggi, rendere la messa. Adesso non faccio l'eretico, non dico di mettere la musichetta da discoteca, eccetera, però parlare davvero un linguaggio diverso, perché a volte l'omelia, insomma, e io ogni tanto in chiesa ci vado e dici, sono io esagerato? Eleonora. Guarda, io non penso che sia un problema di arretratezza, perché nel senso, a volte io sono andata, cioè, anzi molto spesso ci vado alla messa in latino e io vedo, sento comunque quella trascendenza, quella cosa in più e quell'amore a Dio. Quindi non penso sia un problema di linguaggio, di modernizzare il linguaggio, è più un problema magari di trovare la delicatezza giusta per trattare alcuni argomenti, magari con i giovani, e parlare, sì, parlare proprio nel concreto, perché a volte vedo proprio che ci sono dei sacerdoti che parlano magari dell'immigrazione, di tutte cose che comunque non c'entrano con Dio e sbagliano sì il linguaggio perché alla fine non parlano di Lui e non usano neanche la delicatezza giusta del spiegare magari perché Dio vuole che facciamo le cose in un determinato modo, che ecco, applichiamo comunque le sue norme, ecco, cioè spiegarle proprio. Cioè si parla di completamente altro e non si capisce poi il perché bisognerebbe vivere comunque con lui, ecco. Chiaro, chiaro, Quindi penso chiaro. sia... Vediamo qualche messaggio, c'ho qualche audio da mandare e non so cosa sta per dire l'ascoltatore, potrebbe dire qualunque cosa. Ci fidiamo? Proviamo ad ascoltarlo. Ciao Sammy, sono Walter, sto sentendo la tua ospite. Ha detto condivido con Dio tutte cose spiacevoli, dolore, sofferenza. Io con Dio condivido la gioia e questo è l'aspetto più importante che bisognerebbe evidenziare nel cristianesimo. Dio predicava la gioia, non predicava il dolore. Lui cercava di sollevare dal dolore le persone, i miracoli. Io consiglierei alla signorina che parla di leggere i Vangeli rivelati di Maria Valtorta. Grazie. Eleonora, a te la risposta. Guarda, io ho fatto proprio un capitolo sulla gioia cristiana perché è importantissima, è vero, la dimensione della gioia. Molte volte entri in chiesa e ci sono dei musi lunghi, le persone che magari si siedono in prima fila e poi ti giudicano, ti guardano malissimo. Invece è importante proprio il sorriso, cioè alla fine la fede si dimostra proprio anche tramite l'atteggiamento, un sorriso, uno sguardo dolce. Anzi, tantissime persone guardandomi a volte mi hanno detto: ma Ele, ma come fai a essere sempre così sorridente nonostante quello che ti succede nella vita? Quindi è questo nonostante. Quello che volevo dire prima era il fatto che quando noi abbiamo delle sofferenze, delle croci, se noi le portiamo insieme a Lui, cambia completamente tutta la prospettiva, diventa tutto più facile da vivere e quindi è più un vivere le cose brutte con Lui, anche quelle belle, e sempre con un sorriso, perché ecco, Dio ci vuole felici, appunto è il nostro papà, quindi è ovvio che Lui non vuole la nostra sofferenza, non vuole che stiamo male. Anzi, nel libro faccio proprio l'esempio che faceva Padre Pio e diceva che noi a volte non capiamo quello che ci succede, siamo come un bambino seduto su uno sgabello basso che guarda la mamma che cuce da sotto, vediamo tutti i fili confusi, non capiamo. E il bambino dice alla mamma: mamma, perché è così confuso il tuo lavoro? Allora la mamma abbassa il telaio e gli fa vedere che in realtà ogni filo è al posto giusto e diciamo compone un disegno meraviglioso. Quindi la cosa bella è proprio che la fede ci fa cambiare prospettiva, ci fa vedere le cose da un punto di vista diverso, perché comunque Dio sa tutto, conosce il passato, il presente, il futuro di ognuno di noi, conosce tutti i cuori e quindi lui sa il perché ci accadono alcune cose. Quindi vivere le cose brutte anche insieme a lui ce le fa vivere più serenamente, con un sorriso, anche perché abbiamo la possibilità di offrirle a lui e quindi di vivere la sofferenza anche per amore, questo la rende più leggera e inoltre appunto la fede dà questa gioia che null'altro può dare. Cioè Capite? io come sono felice con Dio, non ho mai visto persone che non hanno Lui essere così felici, ecco.
Capite questa chiave di lettura che ci dà Eleonora Bonfanti a 20 anni nel suo libro Sete d'amore. Abbiamo ancora 3 minuti, adesso diciamo dove trovare questo libro, dove ordinarlo, se avete figli, nipoti intorno ai 20 anni, ma anche più grandicelli, signori, perché questo riguarda anche noi grandi. Pensate che in questo libro Eleonora Bonfanti ha parlato anche di femminilità e virilità. Che cosa sono la femminilità e la virilità per un cristiano? Ecco, io penso che basti dire di guardare a Giuseppe e Maria, che sono, ecco, gli esempi perfetti di uomo e di donna. E quindi, ecco, quindi la grazia nella donna, la dolcezza, invece, ecco, perché alla fine uomo e donna sono complementari, sono diversi e sono complementari, quindi non come oggi si vuole, ecco, unire tutto, dire che siamo tutti uguali, no, siamo diversi ed è importante, sì, ecco, vivere nella nostra diversità tra uomo e donna, ecco. Massimo ci scrive: ad avvalorare la gioia cristiana di cui ci parla Eleonora, nel Padre Nostro diciamo liberaci dal male fisico e morale. Eleonora, dove troviamo il tuo libro? Dove lo possiamo ordinare? Allora si può ordinare su Amazon, si chiama appunto Sete d'amore, poi 2 punti consigli per giovani cristiani di Eleonora Bonfanti. Sei in giro dalla mattina alla sera in questi giorni a presentare il libro? Hai qualche data che vuoi segnalare o comunque ti possiamo seguire sui social? Perché la comunicazione anche cristiana si deve fare anche sui social. È vero, sì, su Instagram, Eleonora Bonfanti con 2 A, oppure su YouTube ci sono alcuni video, ecco, di interviste, presentazioni. Adesso devo fissare nuove date perché appunto sono appena tornata da Roma, però ecco, le trovate poi, magari sul mio Instagram le metto. Fantastico. Negli ultimi 30 secondi, cosa dice papà Giampiero? È fiero mio papà. Ti saluta. Lo salutiamo caramente, anche noi siamo fieri di te e fieri di questa importante comunicazione, soprattutto di questi tempi che bisogna fare. Poi ognuno decide, deve parlare ogni tanto con l'angioletto sulla destra e cercare di ascoltarlo un po' di più. Eleonora Bonfanti, Sete d'amore, il suo primo e per il momento ultimo libro. Grazie Eleonora. Grazie, ciao Sammy, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACOC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACOC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACOC2? ACOC2
Sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa: una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro, oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACUC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. La celebre danza in 4/4 provenienti dal Nord America negli anni 40, insieme ai grandi classici swing, brani inediti, ma soprattutto pura energia, ragazzi, fanno veramente venir voglia di ballare. Vic and the Doctors of Jive, Jive, con Mambo Italiano. Attenzione, se mi seguite dall'Interland di Milano, il 15 di marzo suonano allo Zio Live Music di Tavazzano in provincia di Lodi. Vic and the Doctors, seguiteli sul loro canale YouTube, questi vi fanno ballare.
Va ora in onda Focus Valle d'Aosta. Tranquilli, anche noi vi facciamo ballare con la nostra controinformazione. Siamo collegati con la regione Valle d'Aosta e che c'è il capogruppo, è lì seguitissimo su tutti i social e non solo sui social, capogruppo della Lega, Andrea Manfrin. Ciao! Ciao Sammy, ciao a tutti gli ascoltatori. Piacerone di averti con noi, piacerone di parlare degli appuntamenti da non scordare nel prossimo weekend, perché insomma, cavolo, è una bella controinformazione. Stiamo per fare nelle piazze le 1000 piazze di Salvini, titola oggi Libero, i gazebo ultrapacifisti di Salvini, titola invece La Repubblica. Sappiamo che ci ama in modo particolare. Un bel appuntamento questo sabato 8 marzo e questa domenica 9 marzo, e leggo subito: sabato 8 marzo ad Aosta, Porta Pretoria, dalle 9:30 alle 13. Si parlerà di pace. Pace in ogni senso, pace con la Russia, con l'Ucraina, con l'Europa, con l'America. Qui dobbiamo metterli d'accordo tutti quanti, ma anche, signore e signori, di pace fiscale. È vero, Andrea? Assolutamente sì, noi saremo ad Aosta in via Porta Pretoria per sostenere la pace, e la pace giustamente in tutte le declinazioni che sono quelle che tu hai descritto, quindi la pace dalla guerra, una guerra che va avanti ormai da 3 anni, che ha fatto centinaia di migliaia di morti, che ha bruciato centinaia di miliardi inutilmente a questo punto, visto che una pace non ci sia ancora arrivati, e dall'altra parte la pace fiscale, che hai ben detto, che è una delle principali battaglie della Lega, che, come abbiamo più volte ricordato, tanto gli esponenti nazionali, in primis ovviamente Matteo Salvini, e poi ovviamente anche chi sul territorio ha informato la popolazione di quello che succede, una pace che permette a chi era in regola e ha dichiarato tutto quello che doveva dichiarare, ma purtroppo non è riuscito a pagare per le motivazioni che sono le più disparate, ma non è una persona che ovviamente evade e decide di eludere il fisco, ma non può fisicamente pagare. Ecco, arrivare a stabilire una pace e quindi permettere a queste persone che sono state colpite e che non possono più lavorare, di poter riemergere, di poter lavorare, tornare a respirare, riteniamo che sia una battaglia davvero di buon senso, che è quello che poi la Lega porta sempre quando governa. Sì, ce lo stanno riconoscendo, che può stare simpatica, antipatica la Lega, ma alla fine abbiamo visto lontano e abbiamo ragione noi. Metto il punto interrogativo perché non voglio tirarmela troppo. Intanto però PD e sinistra sono pronti a una manifestazione a difesa dell'Europa. Noi la facciamo per la pace, loro a difesa dell'Europa, quella che adesso dice la von der Leyen bisogna riarmare. È uscita proprio la notizia poco fa. La von der Leyen dice: investiamo 800 miliardi per riarmare l'Europa. Il PD, devo dire, non è che sono proprio tutti d'accordo. Mi pare che ci siano state 8 mozioni diverse in Europa su questo fronte. Volano gli stracci anche su questo argomento, che però non fa bene. Non fa bene in questo momento politico. Sarebbe stato bello essere tutti quanti di un certo parere. Che cosa sta succedendo? Ogni 10 minuti sembra che stia cambiando la storia. Da venerdì scorso, da quel litigio con Trump e Zelensky, che cosa sta cambiando? Che cosa dobbiamo temere? C'è anche la questione dazi sul tavolo. Dobbiamo avere paura di questi dazi o riusciamo a cavarcela anche questa volta? E come? Che idee si muovono, Andrea? Ma io direi innanzitutto che tutti gli ascoltatori possono farsi un'idea rispetto a questi 800 miliardi che vengono paventati per investimento sulle armi,
paragonandoli a quello che fu l'intervento europeo sulla crisi della Grecia, una crisi della Grecia che noi sappiamo la mise in ginocchio, che aumentò, come dissero, a distanza di diversi anni, aumentò la mortalità infantile in maniera spaventosa, ma lì i soldi per aiutare non c'erano. La Grecia venne spolpata, venne ovviamente utilizzata per rimpinguare quelli che erano i soldi usciti dalle banche, soprattutto le banche tedesche, e lì l'umanità, come dire, un po' latitò, ecco, da questo meraviglioso, come dire, mostro europeo che è pervasivo e cerca di convincerti che invece è il bene assoluto. Ecco, però magicamente è curioso che 800 miliardi si trovino invece per riarmarci, così si dice, no? La famosa corsa agli armamenti. Una volta, come dire, si leggevano queste notizie della corsa agli armamenti con una certa preoccupazione, adesso invece ci sono quelli che noi possiamo definire gli euroinomani, e quelli che non possono fare a meno e che sono dipendenti dalle dosi di Europa ogni giorno, che invece, come dire, esultano, no? Vanno nelle piazze a festeggiare queste belle armi di cui ci dobbiamo dotare. Dobbiamo sempre ricordarci che quando ci si dota di un'arma ci sono poi le persone che stanno dall'altra parte dell'arma, che quell'arma, come dire, la subiranno. Quindi, a prescindere da questo, io non credo che sia una cosa positiva questa corsa all'armamento. Credo che molti commentatori abbiano visto quello che è l'incontro fra Trump e Zelensky in maniera molto superficiale, guardando gli ultimi 5 minuti che sono stati appunto chiaramente di dissidio, ma che sono preceduti da altri 40 minuti di incontro, nel quale però il signor Zelensky non è che abbia dimostrato tutta questa disponibilità al dialogo e questa, diciamo, volontà di costruire un percorso di pace. Ecco, lo sappiamo tutti, è chiaro che la pace non sarà mai una pace giusta, perché, come dire, arrivati a questo punto è un po' difficile, come dire, convincere chi ha conquistato del territorio con le armi a rientrare nei propri confini, così come è difficile chiaramente convincere il popolo ucraino che quei territori che hanno perso debbano rimanere, come dire, in mano alla Russia. E quindi la pace non sarà mai giusta, ma la pace è uno scopo da perseguire con tutte le forze, perché ad oggi, dopo 3 anni di guerra, ancora non se ne vede la fine, quindi è evidente che una soluzione va trovata. Rispetto ai dazi, io mi trovo perfettamente in quello che ha illustrato in maniera, come dire, da par suo, semplicemente eccezionale, il senatore Claudio Borghi, dove nei dazi ci possono essere delle opportunità, non soltanto delle parti negative. Uno, ovviamente abbiamo visto che c'è la possibilità che ci siano dazi differenti da paese a paese, e sappiamo benissimo che gli Stati Uniti vogliono un po' arginare quello che è stato il fortissimo import, soprattutto di industria tedesca, quindi parliamo del settore delle automobili, che ovviamente ha fatto pendere la bilancia commerciale grandemente in favore della Germania e chiaramente in sfavore degli Stati Uniti. Dall'altra parte, come è stato più volte evocato, noi ci troviamo ad avere a che fare spesso con una concorrenza sleale che arriva da alcuni paesi, per esempio, che non applicano le nostre norme stringenti sul lavoro, che non hanno la CGIL che fa le manifestazioni fuori dalle fabbriche, le fa chiudere per qualche settimana, che non fa scioperi sui trasporti, e però ovviamente i costi del lavoro sono infinitamente inferiori, magari i prodotti sono gli stessi, magari sicuramente di qualità inferiore, il costo è inferiore e il mercato però si trova invaso di questi prodotti, e noi, se potessimo applicare dei dazi verso questi paesi, evidentemente ne avremo un beneficio. Quindi questo è una cosa che secondo me va valutata. Tiriamo sulle antenne, signori, e cerchiamo di cogliere le opportunità. Una battuta anche sulla sanità, e andiamo proprio nel tuo territorio, in Valle d'Aosta. Sono usciti i dati del Ministero della Salute sulla sanità nelle regioni italiane. Come va la Valle d'Aosta? Beh, direi, se dovessimo ascoltare quello che ci dice l'assessore regionale, la Valle d'Aosta va benissimo, perché è in miglioramento rispetto al passato. Se poi uno prende la classifica delle sanità regionali e la guarda, scopre che la Valle d'Aosta è penultima, appena sopra alla regione Calabria. Ora, questo è sicuramente un dato non lusinghiero, non sicuramente per dare contro alle regioni che sono sotto di noi o a quelle che si collocano nel fondo della classifica, ma è chiaro che se parliamo di una regione che fa alla fine 126.000 abitanti e ha in ogni caso un finanziamento. Poco tempo fa io mi sono trovato a discutere con l'assessore in aula durante la seduta di consiglio, dicendo: ma perché non mettete in pratica alcune proposte che noi abbiamo fatto,
forse perché non avete soldi da spendere, l'assessore ci ha risposto in maniera sorprendente dicendo no, ma però i soldi non sono un problema, ne abbiamo un'infinità, una quantità industriale. Bene, la nostra sanità prende circa il 30% del bilancio. Allora qual è il problema per il quale la nostra sanità continua a risultare insufficiente? Perché non è il primo anno che succede. In realtà la nostra sanità è risultata insufficiente ormai da svariate, almeno da 5 anni tutti, almeno da quando sono in consiglio, ogni volta la sanità è stata giudicata insufficiente dai dati Agenas. Ed è chiaro che immaginare una regione che è piccola, che però ha ingenti finanziamenti e che in teoria dovrebbe riuscire a gestire le cose nella maniera più adeguata, più vicina alle persone e anche in maniera più centrata sul paziente e sulle sue esigenze, non restituisce sicuramente una bella fotografia. Quindi direi che la fotografia non è lusinghiera e insomma, mi auguro davvero che ci possa essere un cambiamento che permetta a questo punto di dare un'altra direzione alla nostra sanità regionale. Soprattutto perché parliamo della Valle d'Aosta, una regione autonoma, statuto speciale, eccetera, e quindi l'autonomia si potrebbe forse utilizzare un po' meglio, ed è un alto là chi va là, chiaramente, anche a noi della Lega che stiamo portando avanti l'autonomia, attenzione come viene usata l'autonomia, perché se poi guardiamo regioni che l'autonomia ce l'hanno, tu guardi la Sicilia, tu guardi la Sardegna, ma io guardo il Friuli Venezia Giulia, ad esempio, insomma, dipende, c'è chi la utilizza in certo modo, c'è chi la utilizza per aumentarsi gli stipendi. Attenzione! Adesso parliamo di un appuntamento, io mi alzerei in piedi e verrei lì direttamente ad assisterci. Venerdì 7 marzo, ore 18:30. Lo sentiamo spesso sulle nostre frequenze, lo intervisto anche io nelle prossime ore. Il deputato della Lega Rossano Sasso è uscito proprio in questi giorni con il suo libro Il gender non esiste. Un appuntamento importantissimo per chi ci segue da Aosta, ma anche dal vicino Piemonte. Fatevi 2 passi, andate ad Aosta per la presentazione di questo libro. C'è Rossano Sasso, c'è Simone Pillon, signori, grandissimo Simone Pillon, avvocato, già senatore della Lega, ma c'è anche il territorio, Andrea Manfrin, consigliere regionale della Lega, con cui stiamo parlando, Simone Perron, anche lui consigliere regionale. Si parla di questo gender e soprattutto c'è Rossano Sasso, che è diventato il nemico numero 1 proprio di chi porta avanti questa propaganda. Perché è importante partecipare a questo evento, Andrea? È un evento importante perché innanzitutto avremo il piacere di avere, come giustamente ricordavi, l'onorevole Rossano Sasso, che presenta il libro in primis, diciamo un'anteprima assoluta, il 6 di marzo, quindi giovedì alla Camera dei Deputati ci sarà la prima presentazione ufficiale, e il secondo giorno di presentazione sarà in Valle d'Aosta. Quindi direi che è un'anteprima assolutamente da non perdere sul territorio. Ed è un libro che mette insieme tutta una serie di battaglie che Rossano e la Lega hanno fatto in Parlamento e sul territorio per contrastare quello che è un po' l'ideologia gender che tante, le forze che ben conosciamo, e quindi il PD e la sinistra in generale, vorrebbero introdurre nelle nostre scuole. La cosa che colpisce di più spesso è quello che viene detto quando si mettono a confronto, diciamo, le persone che hanno un'idea di questo tipo e quindi che vogliono entrare nelle scuole con la teoria gender, perché la prima cosa che dicono è: ma in realtà il gender non esiste, la teoria gender non esiste. Ecco, mi sembra un po' come quando, quando si cominciava a scoprire un po' il fenomeno, si parlava della mafia, no? E andavi magari a parlare nei paesi, dici: no, ma la mafia non esiste, è un'invenzione, è un modo di essere, un modo di pensare, non c'è. E questa è la stessa identica cosa. Si vuole nascondere il fatto che la sinistra voglia entrare con le associazioni arcobaleno all'interno delle scuole, che voglia fare propaganda fra i più piccoli fin da bambini, che voglia sessualizzare i ragazzi fin dalla più tenera età e voglia evidentemente portarli su quella che è il mondo woke che per fortuna oggi si sta contrastando, e sta contrastando efficacemente a partire dal paese che purtroppo l'ha lanciato, cioè gli Stati Uniti. Una presa di posizione sicuramente forte da parte dell'amministrazione Trump, che sta contrastando questa deriva con tutte le forze, e la stessa cosa ovviamente dobbiamo portare nel nostro paese, nel quale peraltro una circolare che ricordo fu fatta nel governo Renzi proibisce di portare
portare all'interno delle scuole questo tipo di teorie, ma nella pratica ovviamente viene spesso e puntualmente disattesa, e questo è un problema fondamentale del nostro sistema e del nostro paese. Quindi è chiaro che un contrasto a questa ideologia gender è importante, ed è per questo che sarà importante venire ad ascoltare quello che è l'incontro con Rossano Sasso, con Simone Pillon, che ovviamente porta gli stessi valori e ha combattuto all'interno del Parlamento anche e soprattutto questo tipo di battaglie, e il collega Perron, che con il sottoscritto combatte proprio per evitare che nelle nostre scuole e nei luoghi frequentati dai giovani ci sia purtroppo questo tipo di condizionamento. Venerdì 7 marzo, ore 18:30, ad Aosta, Ostelleria du Cheval Blanc. Da non mancare, anche chi ci segue dal Piemonte, il caso di muovere il culo, in senso buono. Ci salutiamo ringraziando Andrea Manfrini, capogruppo della Lega in Valle d'Aosta. Seguitelo sui social, ragazzi, perché merita, e soprattutto si fa un'importante informazione che parte dal territorio ma abbraccia poi tutta l'Italia. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie a te Sammy, grazie a tutti gli ascoltatori, a presto. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Cioè ragazzi, una presentazione del genere cosa fate? Non ci andate? Rossano Sasso, Simone Pillon e poi consiglieri regionali della Lega in Val d'Aosta, questo venerdì 7 marzo ore 18:30 ad Aosta. Un pensierino, fatecelo. Intanto gli appuntamenti da non scordare, signori. Allora, prima di tutto gli appuntamenti qui su Radio Libertà. Oggi è martedì, alle 16 arriva Luca Zaia. Sappiatelo. Alle 16:30 c'è Gusmeroli. Segnate giù, e complimenti ad Alessandra Mori che condurrà la trasmissione. Ore 16 Zaia, ore 16:30 Gusmeroli. Chiaramente parlando di Gusmeroli, ricordiamo il suo importantissimo sportello. Io spero davvero che ci siano altri sindaci in tutta Italia che portino avanti questa cosa dello sportello informativo, che serve a voi, signori, serve a voi, soprattutto gli anziani che state ricevendo bollette del gas e della corrente stratosferiche. C'è una soluzione. Guarda che ti faccio vedere, guarda, ho cercato Alberto Gusmeroli su Facebook, guarda cosa scrive questa mattina: grande afflusso stamattina all'apertura dello sportello per aiutare le persone vulnerabili a cambiare dal mercato libero tutelato al servizio a tutele graduali. Si possono risparmiare da 113 euro l'anno sino a più del 30-40% del costo dell'energia, a seconda della propria situazione, nella locandina allegata agli orari in cui venire in comune. Intanto ho scritto all'Associazione dei Comuni d'Italia, ANCI, perché informi e inviti i comuni italiani ad avviare un servizio come quello di Arona. E io applaudo. L'opportunità di risparmio in base all'emendamento approvato al decreto concorrenza e per i passaggi al sistema a tutele graduali che avverranno entro il 30 giugno di quest'anno, a disposizione per qualsiasi chiarimento. Alberto Gusmeroli, oggi pomeriggio alle 16:30 su Radio Libertà. Chiaramente questo sportello aperto ad Arona non è rivolto soltanto ai cittadini di Arona, ma a chiunque voglia informazioni. Vi portate dietro il vostro indirizzo mail, l'ultima bolletta, un documento d'identità, il vostro numero di telefono, l'IBAN in caso di domiciliazione, e passate alle tutele graduali per risparmiare. E questo naturalmente lo potete fare anche da casa vostra, andando sul sito di Arera, ma non è così veloce, semplice, se non sei più che bravo con internet, ti vai a cacciare nei casini, nel senso che non ce la fai, semplicemente. Appuntamenti da non scordare. Ve l'ho detto, questo weekend assolutamente da segnare in calendario: le 1000 piazze di Salvini, scrive Libero, o se preferite i gazebi ultrapacifisti di Salvini, scrive Matteo Pucciarelli su Repubblica. E gazebo che parleranno anche certamente a difesa dei diritti di tutte le donne, essendo il weekend della festa della donna.
spiegando quali sono state le vittorie della Lega con il governo, codice rosso rafforzato, sia il fondo strutturale per il sostegno economico delle donne vittime di violenza, sia la legge per il rafforzamento delle norme a tutela delle donne vittime di violenza, l'aumento dell'assegno unico familiare, l'estensione del congedo parentale, ma naturalmente anche le idee che la Lega ha all'interno del centrodestra e che bisogna portare avanti. Pene più severe per chi obbliga donne e ragazze a indossare il burqa in luoghi pubblici, l'istituzione del reato per gli stupri di gruppo islamici, il famoso Taharrush Gamea, lo stop all'inquinamento delle prove in caso di femminicidio, il contributo finanziario alle neomamme fino al 3° anno di vita del bimbo, lo stop a qualsiasi corso sulle teorie gender a scuola. Di questo e d'altro si parlerà al gazebo della Lega questo sabato e questa domenica in 1000 piazze italiane. E da Sammy Varin per il momento è tutto. Grazie anche alla regia di Francesco, ma è una minaccia. Ci ritroviamo domani mattina alle 7:30.